Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Contestato a Messina in un sit-in dei No Ponte, Pietro Ciucci, l'amministratore delegato della società incaricata di costruire il cavalcavia sullo stretto. Rinviato al pomeriggio il suo intervento in aula consiliare. Così ho arrestato Messina Denaro, premiato a Catania, il colonnello dei Ros Arcidiacono, protagonista della cattura attesa 30 anni. Non l'avevo mai visto prima, racconta, ma l'ho riconosciuto subito. A Palermo il forum Pace, Sicurezza, Prosperità. Migliaia di studenti universitari e delle accademie militari a confronto sul tema della pace, tanto lontana in Ucraina e Medio Oriente. Le immagini shock di come la mafia maltratta i cavalli, che costringe a correre in strada per le scommesse clandestine, reati contro i quali le istituzioni continuano a non far nulla. La denuncia dell'animalista Enrico Rizzi. Arrivano i concorsi per infermieri e amministrativi nella sanità siciliana, disponibili 300 posti di lavoro. E intanto in una regione con più di 2 milioni di disoccupati, domanda e offerta non si incontrano nel 40% dei casi. Mancata informazione o rifiuto? Il sogno del sognare, il quartiere di Librino si rilancia nel segno della poesia, coinvolti centinaia di studenti nel progetto del mecenate Antonio Presti. Primo appuntamento alla Brancati, ospite d'eccezione Davide Rondoni. Agrigento, il gruppo della Colombia ha vinto il Festival del Folklore del Mandorlo in Fiore, in migliaia davanti al Tempio della Concordia, e i gruppi di Russia e Ucraina hanno ballato insieme. Calcio, Catania domani in campo a Padova per la finale d'andata di Coppa Italia di Serie C. Zeoli conta sul pieno recupero dell'attaccante di Carmine. Bentrovati. Messina, contestato fuori e dentro il comune dai No Ponte, l'amministratore delegato della società incaricata di costruire il cavalcavia sullo stretto, Ciucci, che doveva illustrare il progetto del ponte. L'intervento è stato rinviato al pomeriggio appunto per le contestazioni. Francesco Triolo. All'arrivo fuori da Palazzo Zanca rotoli di carta igienica. Che il clima sul ponte sullo stretto sia arroventato a Messina lo testimonia l'accoglienza all'amministratore delegato della società Stretto, Pietro Ciucci, nel giorno in cui è prevista la sua audizione in Commissione Ponte per illustrare il progetto aggiornato. In piazza i comitati No Ponte ad urlare, dentro Ciucci cercava intanto di spiegare ai giornalisti l'iter seguito negli ultimi mesi e i prossimi passi. Sapete che il CIPES, il passaggio in cui il progetto tecnico verrà approvato, esaminato e auspicabilmente approvato, ma non soltanto questo, perché verrà approvato anche il piano finanziario dell'opera e verrà verificata l'intera copertura del fabbisogno. Questa per esempio è una cosa molto importante, perché a differenza di quasi tutte le grandi opere realizzate in Italia, questo progetto avrà una copertura finanziaria dall'inizio per tutto l'importo e quindi non dovrà ogni anno aspettare che vengano assegnate risorse. Quindi in aula per parlare alla commissione consiliare sul ponte. Al suo ingresso però urla, grida, insulti, ladri, buffoni, le parole più utilizzate. Da qui la decisione di sospendere la seduta, quindi le trattative con i manifestanti e la decisione di disporre lo sgombero dell'aula è tutto rinviato al pomeriggio. Premiato a Catania il colonnello Arcidiacono, il comandante dei Ros che il 16 gennaio dell'anno scorso ha arrestato a Palermo Matteo Messina Denaro. Era la prima volta che lo vedevamo, ha detto, lo abbiamo riconosciuto subito. Lorena Dolci. Ce lo siamo ritrovati davanti e lo abbiamo immediatamente riconosciuto per la somiglianza diciamo spiccata e notevole con i suoi familiari. Per noi è stata una grandissima sorpresa e non abbiamo avuto alcuna difficoltà appunto
nel poter dire che quello si trattava senza alcun dubbio, era proprio Matteo Messina Denaro. Faccia a faccia con il boss ricercato da 30 anni. Il 16 gennaio del 2023 è proprio il colonnello Lucio Arcidiacono, comandante del primo gruppo dei ROS, che per la prima volta gli fa pronunciare il suo vero nome. Come ti chiami? L'ho detto. Come ti chiami? L'ho detto, Matteo Messina Denaro. I miei uomini, i miei carabinieri, insomma, vedere la soddisfazione nei loro occhi, vederli piangere, insomma, provare dei sentimenti così forti in mezzo alla strada, e poi anche l'altra immagine forte che ricordo, insomma, è quella che è stata la reazione dei palermitani che erano lì presenti in quella zona, che hanno capito, insomma, che era successo qualcosa di importante e che hanno applaudito il lavoro che era stato fatto. Dietro quella cattura un lungo percorso di indagini che negli ultimi mesi ha imboccato la strada giusta. Negli anni solo l'Arma dei Carabinieri ha arrestato circa 200 tra esponenti delle famiglie mafiose del Trapanese, favoreggiatori, intestatari fittizi di beni. Catanese di Scordia, Arcidiacono è stato tra i premiati dell'Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta, che tiene viva la memoria del maresciallo dei Carabinieri ucciso 42 anni fa. Oggi la mafia ha un volto diverso, 42 anni fa sparava, oggi invece la troviamo infiltrata nelle varie amministrazioni, e questo, diciamo, fa un po' più paura. Una mafia che cambia e per la quale servono strumenti sempre nuovi. Il ministro della Protezione Civile ha proposto una revisione della legge sullo scioglimento dei comuni per condizionamento mafioso. È una legge che non produce più gli effetti per i quali venne concepita. Se un comune è sciolto per mafia, viene sciolto dopo il commissariamento per la seconda volta e viene sciolto dopo il commissariamento per la terza volta, c'è qualcosa che non funziona. A Palermo il forum Pace, Sicurezza e Prosperità, migliaia di studenti universitari e delle accademie militari a confronto sul tema della pace tanto lontana in Ucraina come in Medio Oriente. Marco Cullà. Il mondo oggi ha bisogno di pace più che mai e noi siamo a Palermo per promuovere appunto la pace. È il messaggio che ha mandato il canadese Steve Gregory, presidente dell'International Forum for Peace, per la pace, ente no profit, al suo quarto appuntamento mondiale che si svolgerà fino a mercoledì prossimo a Palermo. Migliaia di studenti di scuole superiori, universitari, cadetti di accademie e collegi militari avranno l'opportunità di confrontarsi con accademici, professionisti militari e di pubblica sicurezza, operatori di pace, leader politici e amministratori, per esplorare le dinamiche della cosiddetta pace positiva. Il forum, sin dalla sua costituzione, ha questo scopo: perseguire quelli che sono i dettami degli 8 pilastri della pace positiva di Johan Galtung, perché sulle lezioni apprese dal passato, le guerre, le devastazioni, si possa andare attraverso questi pilastri a mantenere una pace duratura, a proteggerla, a prendere decisioni che siano sempre in linea con questi pilastri che portano verso la pace. E adesso le immagini shock di come la mafia maltratta i cavalli che costringe a correre in strada, ormai in tutta la Sicilia, per le scommesse clandestine. L'animalista Enrico Rizzi dice: dove sono le istituzioni? Bisogna fermare questi criminali. Emanuela Corsi. 13 violente frustate ad un pony in appena 11 secondi. In questo video vi mostriamo quello che è accaduto in via Alessandro Pertini, allo Zen di Palermo, durante un allenamento o una corsa a cronometro, ovviamente illegale. A denunciare ancora una volta Enrico Rizzi, influencer per i diritti degli animali, che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook l'ennesimo episodio di maltrattamento di animali utilizzati nelle gare clandestine. Corse illegali, dietro le quali ci sono interessi della mafia e un giro di scommesse di centinaia di migliaia di euro. Animali dopati, maltrattati, picchiati, spesso condannati a una brutta fine. Come il pony che un anno fa, sempre a Palermo, morì in uno schianto con un'automobile durante una corsa clandestina e il cavallo trovato morto sul ciglio del viale della regione siciliana. Catania, Messina e ora Palermo. Numerose le arterie più volte segnalate per la presenza di calessi da corsa, spesso nell'indifferenza delle istituzioni. Tutto questo è stato possibile per colpa, mi dispiace dirlo, di una totale e vergognosa assenza da parte dello Stato e
delle istituzioni. Io auspico veramente che lo Stato, le istituzioni, le nostre forze dell'ordine che controllano il territorio si rendano conto che tutto questo è inammissibile, che ci sono delle leggi a tutela degli animali che vanno rispettate, che non si può mettere a rischio la sicurezza dei cittadini e che quindi serve un intervento davvero urgente e risolutivo, perché questi criminali non possono assolutamente continuare a fare quello che vogliono. Il video è già stato inviato al questore di Palermo. Arrivano i concorsi per infermieri e amministrativi nella sanità siciliana. Si sblocca la possibilità di assumere in vista della riforma del sistema sanitario. 300 i posti disponibili. Mario Viola. Arrivano 300 nuovi infermieri, amministrativi e tecnici nella sanità siciliana. Si sbloccano le assunzioni legate alla riforma del sistema e all'attuazione del PNRR che ridisegna una nuova assistenza. Viene così superato il provvedimento che imponeva ai manager di applicare le nuove misure territoriali ad invarianza di personale, ovvero utilizzando sempre lo stesso personale già presente. Una cosa praticamente impossibile da fare anche alla luce dei pensionamenti. La nuova circolare arrivata nei giorni scorsi ai manager delle ASP della regione supera lo stop che era arrivato fra Natale e Capodanno e dà il via libera alla prima ondata di assunzioni per i progetti di potenziamento della sanità grazie ai fondi del PNRR. I 300 nuovi arrivati verranno chiamati a far parte delle 50 centrali operative territoriali che vengono costituite. Da qui al 2026 ci saranno anche 155 case di comunità e 43 ospedali di comunità. Le centrali operative territoriali funzioneranno da plancia di comando per coordinare l'assistenza al paziente, metteranno in raccordo fra loro, anche attraverso la telemedicina, i grandi ospedali con le piccole realtà locali e le strutture sociosanitarie per assicurare l'assistenza ai pazienti senza necessariamente ricorrere a un ricovero. Per questo al loro interno il piano finanziato dal PNRR prevede che lavorino un coordinatore infermieristico da 3 a 5 infermieri e 1 o 2 amministrativi e tecnici. Il totale fa appunto circa 300 figure che le ASP, in base alla comunicazione ricevuta dall'assessore Volo e dal dirigente alla pianificazione Iacolino, dovranno completare entro il 30 di settembre, perché per quella data le centrali dovranno essere del tutto operative. Si tratta soltanto di una prima ondata che sarà seguita da altri concorsi, come già avvenuto alla Regione, dove hanno firmato i contratti alla fine dello scorso anno 500 nuovi assunti, per lo più destinati ai centri per l'impiego, e altri 250 sono in procinto di essere chiamati. In totale la Regione potrà fare fino a 1200 assunzioni nel triennio. Concorsi anche alla città metropolitana di Palermo per diplomati. Insomma, la pubblica amministrazione assume dopo quasi 2 decenni di stop, e ciò perché gli organici sono ormai ridotti all'osso. Dunque le opportunità per trovare un'occupazione in Sicilia ci sono, ma i giovani non lo sanno oppure lo rifiutano e in tanti vanno via dall'isola. Secondo la Fondazione Consulenti per il Lavoro, troppo spesso domanda e offerta non riescono a incontrarsi, nel 40% dei casi in una regione che ha più di 2 milioni di disoccupati. Marco Cullà. In Sicilia manca il lavoro. I dati aggiornati sulla disoccupazione certificano che di anno in anno la situazione nell'isola è sempre più grigia. Eppure, secondo la Fondazione Nazionale Consulenti per il Lavoro, spesso domanda e offerta non riescono a incontrarsi. In Sicilia tanti cercano lavoro e tante imprese cercano di assumere, ma questi due mondi difficilmente riescono ad incrociarsi. Quindi lavoro ci sarebbe, ma il più delle volte tanti giovani non sono a conoscenza che una determinata azienda possa ricercare dei profili. Il dato allarmante è che in Sicilia il 40% dei 301.000 posti offerti nel 2023 è rimasto vacante. Perché non c'è un allineamento tra l'offerta formativa e le richieste che vengono dal mondo dell'impresa. E quindi questo incrocio non ci può essere, rimangono giovani fuori dal mercato del lavoro e quindi disoccupati, e dall'altro lato le aziende hanno difficoltà a trovare il personale che serve con determinate competenze per portare avanti le aziende. Giovani che fuggono dalla Sicilia anche perché manca un altro tassello, quello della formazione. Vanno via perché qui non sono formati appunto per le richieste che il mondo del lavoro richiede, per cui le istituzioni, tutti dobbiamo fare squadra nel preparare questi ragazzi con la formazione, far sì che questo incrocio domande e offerte tra le aziende e il mercato del lavoro sia un fatto reale. Una situazione a dir poco paradossale se si considera anche che molti giovani hanno dovuto lasciare la propria terra e magari svolgere una professione all'estero che avrebbero invece potuto coprire in Sicilia.
Il Comune di Catania è ancora in deficit, i conti non vanno bene e il 2024 sarà ancora un anno di dissesto. A sostenere queste polemiche affermazioni il capogruppo del PD all'opposizione in Consiglio Comunale, il professor Caserta. Adelaide Barbagallo. Catania non è in fase di rilancio, il comune continua ad avere tanti debiti e il 2024 sarà ancora un anno di dissesto finanziario. A dirlo a chiare lettere Maurizio Caserta, capogruppo del PD in Consiglio Comunale ed ex candidato a sindaco di Catania. Il periodo di risanamento doveva chiudersi allo scadere dei 5 anni e dunque lo scorso dicembre, ma, spiega Caserta, l'organismo straordinario di liquidazione è stato prorogato e il motivo è semplice. Non è riuscito a pagare tutti i debiti. È rimasto con un peso abbastanza significativo. Per ancora tutto il 2024 l'amministrazione comunale dovrà dunque ancora stringere la cinghia. Sarà molto difficile che si possano aumentare i servizi, sarà molto difficile che si possano assumere nuovi funzionari e nuovi impiegati e ne riparliamo a fine 2024 nella speranza che l'amministrazione accantoni le somme necessarie per non ritrovarsi nelle stesse condizioni in cui si è ritrovata all'inizio di quest'anno. Caserta invita alla trasparenza, i cittadini, dice, devono sapere. Tutto questo non è imputabile a questa amministrazione, solo è opportuno che questa amministrazione dica alla città come stanno le cose, per non far credere che la città è avviata ad una fase di rilancio. Questo non è vero. Il sogno di sognare, il quartiere di Librino si rilancia nel segno della poesia. Coinvolti centinaia di studenti nel progetto del mecenate Antonio Presti. Primo appuntamento alla Brancati, ospite d'eccezione Davide Rondoni. C'era per noi Torino De Mana. Un percorso guidato al sogno con la dirompente forza della parola. È il nuovo ambizioso progetto di Antonio Presti, il mecenate e maestro della bellezza, capace, attraverso l'arte, di portare gioia, etica, creatività e soprattutto voglia di riscatto. E sono ancora i ragazzi i destinatari della pratica del dono di Presti, un viaggio che inizia ancora una volta da Librino, negli istituti Dusmet, Campanella Sturzo, Rita Atria, Musco, Pestalozzi e San Giorgio. Non è una mattinata come le altre alla Vitaliano Brancati, nella gremita aula magna a suon diversi. Gli studenti incontrano Presti ed il poeta Davide Rondoni. Librino non è marginale, Librino è un posto molto ricco dove ci sono delle opere d'arte grazie all'azione di Antonio meravigliose, magari ci fossero dei quartieri così in giro per l'Italia. Poi è un quartiere che come tutti i quartieri soffre di problemi che sono i problemi della vita, del lavoro, delle famiglie, della malavita, ma questo ovunque. Gli fa eco Antonio Presti che annuncia un altro progetto. Un cavallarato a Librino con i poeti è la visione del sogno del sognare e questo Librino ha bisogno e questo ha bisogno anche questa nostra umanità che non ha più il cuore a tamburo di bellezza, anestesizzato dall'arroganza dell'ignoranza. Qui a Librino innestiamo e seminiamo sempre quel valore di bellezza. Poi spazio ai ragazzi veri e propri, cittadini del domani. In un tramonto, uno sguardo, un disco. Se mi guardo attorno penso che sono fortunato. Non so chi ha creato il mondo, ma so che ero innamorato. Agrigento, il gruppo della Colombia, ha vinto il Festival del Folklore e del Festival del Mandorlo in Fiore. Scusate. In migliaia hanno assistito allo spettacolo davanti al Tempio della Concordia e i gruppi della Russia e dell'Ucraina hanno ballato insieme. Davide Sardo. Tempio d'Oro va alla Colombia! Il Sud America trionfa nella Valle dei Templi di Agrigento. Il gruppo folk della Colombia ha conquistato il Tempio d'Oro tagliando per primo la corsa verso il traguardo vittorioso del 66esimo Festival internazionale del Mandorlo in Fiore di Agrigento. In un pomeriggio assolato e primaverile ai piedi del Tempio della Concordia, simbolo di pace e fratellanza tra i popoli, si sono esibiti tutti i gruppi folk internazionali che hanno animato l'intera settimana della Kermesse Folk Agrigentina. Intorno al palco migliaia di spettatori, tra cui tanti visitatori e turisti provenienti da ogni angolo della Sicilia, dal resto d'Italia e anche dall'estero.
A fianco del Tempio d'Oro alla Colombia sono stati assegnati per la prima volta il Tempio d'Argento e di Bronzo al secondo e al terzo classificato, rispettivamente Georgia e Messico, poi alla Polonia il premio per le migliori musiche ed ancora il premio per la miglior danza alla Serbia e per il miglior costume all'Ecuador. Il premio Ugo Re Capriata, assegnato all'Asso Stampa, è andato all'Ucraina. Al Giappone è stato invece assegnato il premio Costa del Mito del distretto turistico Valle dei Templi. Tanta la partecipazione popolare, emotiva e il successo riscossi dall'edizione 2024, occasione utile e preziosa per rinnovare e rilanciare il messaggio di concordia e di amicizia insito da sempre nella festa del Mandorrinfiore. Si tratta di un messaggio quanto mai attuale, peraltro riecheggiato sul palco quando hanno ballato insieme i gruppi della Russia e dell'Ucraina. Davvero fantastico. Facciamo una breve pausa, tra poco il calcio, state con noi. Rieccoci con il calcio e la vigilia della finale di andata di Coppa Italia che domani pomeriggio vedrà il Catania giocare all'Euganeo di Padova. Zeoli conta di recuperare Di Carmine per farlo giocare dall'inizio. Francesco Triolo. L'attesa sta per terminare, l'adrenalina inizia a farsi sentire, inutile nascondersi, la finale di Coppa Italia Serie C è per il Catania un passaggio chiave della stagione per raddrizzarla, per mettersi in linea con le ambizioni di inizio campionato della società rossazzurra. Domani all'Euganeo di Padova il primo faccia a faccia di una doppia sfida che si preannuncia ad alti ritmi e ad alta tensione. Il Catania ci arriva con la vittoria sul Cerignola come bagaglio e con la consapevolezza che non si può sbagliare. Quasi 1500 i biglietti staccati solo per il settore ospiti, ecco il termometro dell'attesa in casa Etnea. Zeoli da parte sua sta pensando già alla formazione da schierare contro una delle squadre più accreditate di tutta la terza serie che vuole recitare un ruolo da protagonista nei prossimi play-off. Il tecnico dovrebbe riproporre dal primo minuto Di Carmine così come Quaini, da valutare ci sono le condizioni con Tecco uscito malconcio dalla sfida contro il Cerignola. Teio in tribuna venerdì dovrebbe tornare in campo almeno a gare in corso così come Cicerelli. Recuperiamo qualche giocatore e vediamo se parte dall'inizio oppure a partita in corso, anche perché le forze devono essere centellinate. C'è stato bisogno di tanta unione, tante persone per arrivare a questo appuntamento. Il Padova arriva da 2 pareggi ed una sconfitta, non è un buon periodo per i veneti che in campionato hanno 11 punti di distacco dal Mantova capolista. Un bel banco di prova per i rossazzurri che dovranno uscire dall'Euganeo senza subire reti in modo da indirizzare già la partita di ritorno che si giocherà il 2 aprile in un Massimino che si preannuncia sold out. Con il pareggio di Latina il Messina rimane in corsa per i play-off. Prossimo appuntamento sabato al Franco Scoglio contro il Foggia che in classifica precede i giallorossi di 1 punto. Sergio Colosi. A 6 giornate dalla conclusione, il Messina si affida alla continuità del girone di ritorno per coltivare l'ambizione dei play-off. Sconfitta soltanto da Giuliano e Crotone, la formazione giallorossa è uscita imbattuta anche dalla trasferta di Latina, con Giacomo Modiche che ha espresso parole di elogio per la squadra. È stata una partita aperta, abbiamo giocato tutte e due senza timore l'uno verso l'altro. Ci sono state occasioni da un lato e dall'altro, forse noi abbiamo ha avuto una partenza un po', come si suol dire spesso in gergo, da prendere le misure. Avevamo Di Livio che dietro le linee era quello che ci creava più problemi, poi abbiamo preso le misure giuste, abbiamo fatto una grande partita, abbiamo sbagliato nelle ripartenze o nella fattispecie nelle transizioni, perché ci sono state delle palle perse da ambo i lati e quindi potevamo subire e potevamo anche fare. L'ultimo passaggio è la giocata che ci permetteva di portare a casa il risultato, anche se ritengo che nell'economia dei 95 minuti, avendo espresso un buon calcio sia noi che loro, lo prendo per ottimo risultato e andiamo avanti. Negli ultimi 6 appuntamenti il Messina ospiterà Foggia, Monterosi e Potenza. In trasferta invece Juve Stabia, Catania e Monopoli. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per le 20, grazie e buon pomeriggio.